Caro Don Fabio, questa breve intervista parte da un documento, forse il più piccolo fra quelli che raccontano la nostra storia, uno dei primi e dei più importanti. Lo ha scritto Michele Rua quando aveva 16 anni. La sera del 26 gennaio 1854 ci radunammo nella stanza del signor Don Bosco. Esso, Don Bosco, Procchietti, Artiglia, Cagliero e Rua. E ci venne proposto di fare con l'aiuto del Signore e di San Francesco di Sales una prova di esercizio pratico della carità verso il prossimo, per venirne poi ad una promessa e quindi, se parrà possibile e conveniente, di farne un voto al Signore. Da tal sera fu posto il nome di Salesiani a coloro che si proposero e si proporranno tale esercizio. È questa la data scelta per la promulgazione della quinta edizione della Ratio. Perché? Fu posto il nome di Salesiani. Ecco, in umile inizio da cui abbiamo iniziato, proprio a chiamarci Salesiani, già lì possiamo intuire dentro il nome l'identità. C'è già il nostro DNA, di chi siamo e di chi siamo chiamati a diventare, formarsi, formazione. Ecco, ci accordiamo, leggiamo, un solo cuore e un solo spirito, per questo esercizio pratico della carità verso il prossimo. Missione e formazione. In questa dinamica siamo nati. Ecco, ci spingiamo verso il futuro e facendo questo, vivendo questo, ci alimentiamo alle sorgenti della nostra esperienza carismatica. Torniamo a Valdocco per avere il coraggio di avventurarci su nuovi sentieri con una forte interazione di missione e formazione, come di fatto avvenne nel primo oratorio. La promessa e voto al Signore, che in quel primo incontro era un forse avvitato al domani, ma sappiamo che quella promessa è diventata la nostra identità di salesiani consacrati, con così abbondanti frutti di santità lungo la geografia e la storia della nostra congregazione. Ed è anche significativo che il punto di partenza sia così piccolo, perché quello che conta è la qualità dell'intenzione e della risposta che si dà al Signore. La crescita, da lì in poi, è nelle sue mani. È lo stesso dinamismo di sincera risposta e piena fiducia che la nostra formazione oggi ci chiede e di cui la ratio è espressione e guida. Ecco perché la promulghiamo questa ratio in giorno del 26 gennaio. Grazie. Certo, promulgazione della ratio è un sostantivo che si usa non frequentemente e si riferisce certamente ad un documento di un'importanza capitale. Vorrei chiederti proprio che cosa ci sta dietro questo atto, questa promulgazione e anche dietro questo testo. Mh. Sì, giustamente è una parola molto solenne, perché dentro ci sta la vita salesiana, così, come l'abbiamo fatta nostra, come abbiamo promesso di viverla, mentre viviamo i 196 articoli delle Costituzioni. I regolamenti generali normano e regolano la pratica delle Costituzioni in tanti aspetti di vita quotidiana, contesti, strutture. Ecco, la ratio viene come terzo documento, in ordine di importanza istituzionale. Perché? Perché ci indica e ci accompagna
affinché possiamo andare adottare questo cammino, affinché ognuno di noi tutti insieme, diventiamo sempre più e sempre meglio quel Don Bosco di oggi a cui il Signore ci chiama e ci manda. Ecco, allora la forza della promulgazione è tutta protesa verso la intensità dell'appropriazione, del fare nostro questo tesoro nel campo e muovere passi di conversione salesiana, che in sostanza sono passi di sequela del Signore in quella forma di vita dove Lui ci vuole, dove Lui ci è vicino ogni giorno con la sua grazia. Ecco, allora la ratio è parte di questo ininterrotto dono di grazia che entra in dialogo con la nostra libertà. Promulgare la ratio è un atto solenne che tutti insieme facciamo, perché significa il rinnovamento della nostra professione religiosa, significa un sì verso la nostra formazione permanente, che ci chiede un costante rinnovamento per essere, come leggiamo nelle Costituzioni, segni e portatori di Dio ai giovani di oggi e di domani. Cioè diventare sempre di più il volto e la mano amica di Don Bosco nel 137 paesi in cui siamo, insieme agli altri membri della famiglia salesiana, siamo presenti per accompagnare i giovani. Sulla copertina possiamo leggere che questa, che è stata approvata il 22 dicembre e viene promulgata oggi, 26 gennaio 2026, è la 40ª bozza di questo documento. Questa promulgazione è come un sigillo che mette la parola Amen e conclude un lungo percorso, o è come una chiave che apre la porta verso un cammino che stiamo cominciando? Sì, sì, è la bozza 40, è la bozza 40 che arriva come una tappa finale di un lungo cammino. Ciò che si fa oggi, promulgando il testo, può essere come l'ultimo sigillo, il timbro finale, la firma e l'amen, che conclude e riconosca il valore di questa progressiva gestazione. Ma è anche vero che si promulga qualcosa che da lì in poi ci si attende produca degli effetti. Anzi, questa è l'unica ragione che sta dietro a tutto ciò che si è fatto fin qui. Il processo formativo che la ratio metterà in atto. Fin dal primo incontro del neoeletto Consiglio Generale, subito dopo il capitolo generale 29, è stato chiarissimo che quanto ora inizia non è affatto meno importante di tutto ciò che insieme, in tanti, migliaia di salesiani e di collaboratori abbiamo fatto insieme per arrivare alla bozza 40. La promulgazione non è l'equivalente del fischio del 90° minuto, che chiude la partita, ma semmai del fischio che dà il via al calcio di inizio di un confronto sul campo, per cui ci si è allenati per lungo tempo. Concretamente, nel giro di 2 mesi le traduzioni nelle 5 lingue principali saranno pronte e il testo ufficiale potrà essere messo a disposizione di tutte le comunità, tutti i confratelli in formato digitale. Seguirà poi l'edizione stampata. Nel frattempo si attiveranno iniziative per favorire la socializzazione e la appropriazione. Grazie ancora. Puoi darci un po' come conclusione un invito, un appello, in modo tale da accompagnare questo inizio? Sì,
Inizierei con quella frase bellissima: fu posto il nome di Salesiani. Pensiamo, mentre ci avviciniamo alla festa di Don Bosco, a cosa è nato da quelle umili origini. È come la vita di milioni di giovani sia stata raggiunta, trasformata da quell'esercizio pratico della carità verso il prossimo, diventata quell'atto diventato promessa e voto al Signore, alla scuola del nostro Padre Maestro. I giovani che guardano a Don Bosco sono oggi molto di più e molti di più saranno domani. La missione è appena agli inizi, scrive San Giovanni Paolo II nella Redemptoris Missio, anche per noi. Ciò che ci sta davanti è un campo ancora più vasto di quello in cui siamo stati presenti finora. Più siamo creativamente fedeli alla vocazione e missione che ci è stata affidata, più i giovani che entrano nelle nostre case e si incontrano oggi con chi continua oggi quell'esercizio di carità iniziato da Rua e Caliero, più saranno felici nel tempo e nell'eternità, che è l'unico desiderio del cuore di Don Bosco, come ci ha assicurato nella sua lettera da Roma, scritta proprio da qui, nel 1884. La ratio è semplicemente tutto questo. Non lasciamoci sfuggire di mano questo dono di conversione e rinnovamento che il Signore ci fa. Arriveranno sussidi per aiutarci a conoscerla, soprattutto avremo tra le mani il testo. Il mio appello è che ciascuno di noi, tanto chi sta vivendo stagioni mature di vita e missione salesiana, come chi è nelle fasi iniziali della formazione, sia il primo a scegliere, a decidere di accogliere questo dono e lasciarsi coinvolgere nel processo di conversione salesiana, in cui passo a passo la ratio ci accompagna. Nessuno può farlo al mio posto. È un dono per me, perché attraverso quello che provoca dentro di me diventerà dono per tutti quelli a cui sono mandato. Coraggio. Insieme, in qualunque stagione della vita, ovunque ci troviamo, riprendiamo con entusiasmo il cammino. Don Rinaldi ha una frase molto potente e dice: o siamo di Don Bosco o siamo di nessuno. Molto forte. Entrare appieno in questo nuovo processo e non solo essere di Don Bosco, ma diventare sempre di più Don Bosco oggi, per i tanti in tutto il mondo che hanno bisogno più che mai del suo sorriso, della sua presenza di padre e di amico.